Andrea Colombino, ex direttore sportivo Latte Dolce, Torres, tanta esperienza nel calcio regionale e non solo, direi la figura ideale per chiacchierare di questa Serie D. La Torres ha perso qualche punto per strada, probabilmente con un po' più di attenzione poteva essere a ridosso delle prime posizioni, mentre il Latte Dolce è partito forte. Gli investimenti fatti in un certo senso obbligano quantomeno a confermare il risultato, l'ottimo risultato dell'anno scorso, quindi non ci sono grosse sorprese ma piacevoli conferme fino a questo momento. Ecco, domenica al Vanisanna il grande big match di questo inizio di stagione, Latte Dolce Turris. Sarà sicuramente una bellissima partita e alla fine è inevitabile che vengano giocate queste partite, anzi io penso che la Turris è una squadra che è costruita per vincere. L'anno scorso non è riuscita a vincere il campionato per via della presenza del Bari. Quest'anno quindi è partita con l'obiettivo di fare il salto di categoria. Per il momento sono imbattuti, hanno segnato mi pare 23 gol, quindi quasi 3 gol a partita. È una squadra composta da giocatori importanti di esperienza, dagli Aliperta, Di Nunzio, Celiento, Longo, Dadalt. Ecco, credo che altrettanto sia il Latte Dolce, quindi io non penso che il Latte Dolce abbia paura della Turris e se la giocherà sicuramente ad armi pari. Purtroppo non ci sarà Cabecia, ma sicuramente sarà sostituito degnamente, sarà una bellissima partita. Invece la Torres va a fare visita al Latina, reduce dal cambio di allenatore. La Torres è una squadra praticamente nuova, con l'allenatore nuovo, con giocatori comunque giovani, quindi io credo sia necessario avere un attimino di pazienza in più. È una squadra che gioca a calcio, io fino dalle prime partite mi ha impressionato positivamente. Poi è chiaro che, come detto, una squadra giovane ha bisogno di acquisire maturità, soprattutto in momenti caldi della partita, in modo tale da evitare risultati spiacevoli. Io sono convinto che la Torres possa solo crescere. Latte Dolce capolista, grandi investimenti in estate, quest'anno il club non si può più nascondere. Sì, sono stati fatti degli inserimenti importanti, in particolare Molino, Nuvoli e Virtis per ultimo. Credo che l'allenatore sia stato molto bravo a trovare la collocazione giusta per Molino, perché poi alla fine sono arrivati dei giocatori per cercare di migliorare una rosa già buona. Però poi era importante metterli in campo, ma credo che mister Udassi abbia dimostrato proprio questo in questi ultimi 2 anni, cioè la capacità di riuscire a trovare l'amalgama giusta sia a livello tattico sia poi a livello di gruppo. Il ragionamento che si può fare è che sicuramente le squadre che ambiscono a disputare un campionato di vertice sono più orientate ad utilizzare giovani che abbiano già maturato un'esperienza diciamo tra i grandi. Un altro elemento potrebbe essere anche il fatto che in Italia si è assistito un po' a un calo demografico, quindi probabilmente è anche difficile reperire giovani adatti, perché sono sempre di meno i giovani che giocano a pallone di quella fascia d'età. Venendo ai singoli, uno dei nomi che in questo inizio di stagione sicuramente salta all'occhio è quello di Alessandro Masala. Beh, do sicuramente un giudizio positivo e credo che il ragazzo stia crescendo ulteriormente. Lo conosco molto bene, sia umanamente che professionalmente, quindi io credo che se continuerà a fornire questo tipo di prestazioni sicuramente riuscirà ad attirare le attenzioni di società di categoria superiore.
Uno dei colpi di mercato invece in casa Latte Dolce è stato quello di Giuseppe Nuvoli, che inizio di stagione è stato per l'ex Arzachena. Beh, è stato un inizio di stagione positivo, considerato che Giuseppe veniva da una stagione non molto fortunata e quindi ci potevano essere dei dubbi legati a questo, ma il ragazzo è un professionista serio, un giocatore di indubbio valore e lo sta dimostrando. L'altro colpo è stato poi l'ingaggio di Francesco Virtis, arrivato per sostituire Lorenzo Cinque, finora 5 presenze e 3 gol per un giocatore che aveva già giocato con Latte Dolce, caso strano quando c'eri tu in dirigenza. Sì, sicuramente Francesco Virtis è un attaccante di valore. 2 anni fa purtroppo non si crearono i meccanismi giusti, probabilmente lui arrivava da un periodo di inattività, non aveva effettuato la preparazione insieme alla squadra e quindi penso che all'epoca si dovesse avere un po' più di pazienza nei suoi confronti, perché è un giocatore importante e lo sta dimostrando, ecco, l'ha dimostrato l'anno scorso con la maglia del Savona e lo sta dimostrando quest'anno. Quindi credo che il Latte Dolce abbia fatto l'intervento giusto in avanti. Sempre parlando di attaccanti sardi, non possiamo non citare il sassarese Gigi Scotto, protagonista a Mantova, tuo grande amico peraltro. Ecco, qua vorrei però un giudizio da dirigente più che da amico. Ho sempre dato un giudizio da dirigente e lo faccio anche con lui, anche se è difficile molte volte. Per me è un giocatore fortissimo, un giocatore che non ha niente a che fare con la Serie D, gioca in Serie D, ma io penso che abbia tutte le qualità per poter ambire a consacrarsi in categorie diverse, ed è questo quello che gli auguro, sia da dirigente che da amico, e chiaramente mi auguro che lui creda ancora in questa possibilità, ecco. Andrea Colombino è anche però uno dei fondatori, insomma, al centro del progetto Future Lab. Qual è il tuo apporto al progetto? Io mi occupo principalmente dell'area scouting, dove trattiamo gli approfondimenti dedicati ai singoli giocatori, in particolar modo quelli delle nuove generazioni. Siamo contenti perché stiamo avendo dei feedback positivi dalle società professionistiche, sia per quanto riguarda il lavoro dell'area scouting, sia per quanto riguarda il lavoro dell'area della match analysis qualitativa, che si occupa in particolar modo della tattica collettiva e della tattica di reparto. Beh, per concludere questa intervista ti chiedo Andrea, quanto ti manca il campo? Mi manca tantissimo, questo non lo posso nascondere. Cerco appunto di tenermi aggiornato, di guardare partite dal video, dal vivo, in maniera tale da farmi trovare pronto all'occorrenza, ecco. Quindi mi manca il campo e cerco di sopperire a questa mancanza, nutrendomi comunque di calcio, ecco.